Voi capite che noi per fare 100.000 vaccini al giorno non abbiamo problemi. Capite che 100.000 per 30 giorni fa 3 milioni, per 45 giorni fa 4 milioni e mezzo. Allora voi capite che noi riusciamo veramente in un mese e mezzo, 2 mesi a fare tutti i veneti. Questa è la capacità vaccinale del Veneto e questa è la prospettiva per coprire l'intera popolazione. Peccato che i vaccini continuino a scarseggiare. Luca Zaia ha già chiesto infatti al generale Figliuolo di avere altre forniture per i vaccini. Questa mattina ho chiamato il generale Figliuolo e ho chiesto che ci diano vaccini. Siamo troppo forti nelle vaccinazioni rispetto alle forniture. Il tema è uno solo, bisogna vaccinare i veneti e tutti hanno diritto a essere vaccinati. Noi dei vaccini abbiamo bisogno come il pane. Sentite qua, sono tutti che fanno Covid free di qua, Covid free di là, bisogna vaccinare la gente. E io non dico che tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati, non c'è una zona che deve essere vaccinata prima e una zona dopo. Tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati. Anzi, Zaia è stato molto chiaro con i suoi colleghi governatori sul tema di AstraZeneca. Ho anche detto in riunione, se non vogliono AstraZeneca dalle vostre parti, noi ce lo prendiamo.